È probabilmente la fitta nebbia che stamattina gravava sulla laguna all'origine della tragedia sfiorata al Lido di Venezia. Sono le 5:50 quando un turista austriaco alla guida di una Seat in attesa della prima corsa del ferryboat all'arrivo del mezzo ha imboccato la corsia sbagliata finendo in acqua tra la paura e lo sbigottimento degli altri automobilisti in attesa l'imbarcadero. Il ferryboat è arrivato che non si vedeva, c'era nebbia naturalmente, non si è visto arrivare. Hanno aperto le sbarre e lui subito è partito dalla parte opposta, non da dove è arrivato il ferryboat. È partito di corsa, io anche sono scesa insieme a un ragazzo, siamo corsi per vedere cosa è successo, ormai abbiamo visto la macchina dentro. Fortunatamente l'uomo è riuscito a liberarsi ed aprire il portellone posteriore per far uscire il cane che era in auto con lui, un Labrador di grossa taglia, ma è stato l'intervento eroico del comandante del ferryboat ad evitare il peggio. Per fortuna il capitano del ferryboat si è buttato dentro anche lui, vestito, ed è riuscito insieme a tirarli su tutti e due. Molto complesso il recupero dell'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sommozzatori e dopo alcune ore, con l'ausilio di una gru, la vettura è stata tirata fuori dall'acqua. L'incidente ha avuto anche ripercussioni sui collegamenti con la terraferma. Dovevo partire a prendere le 6:40 e invece è andata così, sono le 9 e mi sa che qua ci sarà un'altra oretta da aspettare. Purtroppo vabbè dai.